Abbiamo l'ultimo ospite, tra l'altro, si incastra benissimo con il nostro racconto, con la nostra narrazione, perché lui è un altro regista impegnato nelle tradizioni, nei biopic, biographic picture, cioè i documentari biografici, e siamo sul pezzo perché avremo con noi Salvo Cuccia, lo avevamo già avuto in passato, ma l'occasione è buona per raccontare in anteprima questo film che andrà per la prima Dai volta che quando ci in sono le sala. anteprime tu Mi ci piacciono, godi mi piacciono tanto. tanto, sì, vabbè, lo sai, stare sul pezzo significa anche intercettare prima degli altri è un racconto, comunque ecco, ti senti un po' da un punto di vista giornalistico come se avessi un'esclusiva in mano, ed è così, perché ti piace molto, soprattutto No, per un giornalista di lungo corso fare ti anch'io, piace anch'io. molto. Eh sì, dai, Elia, voglio dire, Ma è anch'io, vero, è anch'io, bello. lo sanno fare tutti, copia e incolla ormai E è- invece c'è chi arriva prima e poi sono gli altri a fare copia e incolla e tu dici, ma è il primo. Ce l'abbiamo solo noi, Scinardo, comunque. Inutile che provate a corteggiarmelo, perché Scinardo è qui con noi. Eliana, sono lusingato. Inutile che proviate qui a strapparcelo via. Riccardo, non so qual è la linea di confine Del cosa? Vabbè, della presa in giro. No, della verità. no, che io gli uccellini che sento dire in giro che ma perché non viene, perché non fai, No, perché questo è non un primo amore, assolutamente. quindi Poi voglio dire, attenzione a chi si da sbilancia, dicembre a 2020. chi magari guarda su Facebook e senza dire niente poi zitto attenzione, non vi addentrate in campi pericolosi. Che bello che difendi il territorio. Io sono in una un questo po' modo. possessiva, sì. Ogni tanto, giusto per Che raccontarla, meraviglia. quando vedo delle Quanto cose, mi piace. quando vedo delle cose che non c'è in maniera molto animalesca, Yes. dico va bene, vado a fare un giro, faccio la pipì per marcare il territorio, faccio sentire e poi ritorno. Quando vedo situazioni che non convinco, dico devo andare a fare, cioè, Mi così, piace. marcare il Mi territorio. piace. Sì, poi divento aggressiva. Chiamiamo il nostro ospite. Ah, già con noi ha sentito pure la storia di fare la pipì per marcare il territorio, non è? Ma così fanno i cani. Vabbè. Buongiorno. Ciao Salvo. Ciao Salvo. Evviva, Ciao, buongiorno. evviva. È chiaro che quando tu intervisti gli amici, le persone che stimi, ci metti veramente tanto entusiasmo e tanto calore. Ieri un po' sono entrato in crisi perché avevo Perché? rinviato Salvo alla prossima settimana, ma poi ho detto assolutamente no, deve stare martedì con noi perché fra 2 giorni al Rouge Noir va di scena la sua ultima creatura, che è un lavoro abbastanza tosto e interessante, Salvo. Dai, allora facciamo la presentazione ufficiale, Sì, però perché stavamo sì. testando il collegamento qui in streaming su Facebook, andiamo alla Brava. radio e lo presentiamo perfettamente. Un secondo. E quella che abbiamo ascoltato era la voce di Francesca Michelin con Distratto, mentre qui siamo pronti per dare il via a un altro collegamento con un altro super ospite per raccontare in anteprima di un altro grande lavoro, come facciamo sempre qui all'interno di Open Day Cinema. Ivan, a te la parola. Grazie Eliana, e sei 2 giovani registi catanesi, Daniele Greco e Mauro Maugeri, ci hanno raccontato del loro documentario che è iniziato 8 anni fa sui misteri, sulle feste popolari. Credo che questa intervista con Salvo Cuccia si inserisca perfettamente nel solco del racconto, quindi della narrazione, del cinema del reale, dei documentari biografici. Giovedì 24 marzo al Cinema Rouge Noir viene proiettato per la prima volta a Palermo una storia valdese. È con noi il regista Salvo Cuccia. Ben arrivato, Salvo. Ciao, buongiorno, grazie per l'invito, vi ringrazio tantissimo, siete molto cari, insomma è una bella cosa sempre incontrarci. Lo sei anche sono tu, stato Salvo. con voi in altre occasioni, insomma è bellissimo. Ivan, ti ringrazio, insomma. Senti, raccontaci la genesi di questo lavoro che tu hai definito Glocal. Prende spunto da una storia che è quella di Gustavo Alabiso, un fotografo. Vai. Sì, allora questa storia è iniziata 3 anni fa quando Gaetano Pennino mi propose di fare un lavoro sul mondo valdese
E quindi poi ci siamo messi in moto con il centro di documentazione, con Lara Cappugi, con Piero Passante, insomma abbiamo cominciato a pensare a un progetto possibile perché il mondo valdese è così ampio e non conoscevamo tra l'altro bene il mondo valdese, quindi quando ci si è presentata l'occasione e la conoscenza di questa storia di Gustavo Alabiso che vive a Karlsruhe in Germania da 30 anni, che aveva deciso di fare un lavoro fotografico, lui è un fotografo, fare un lavoro fotografico di ricerca dai suoi compagni di scuola delle elementari al servizio, presso il servizio cristiano di Riesi, è scoccata una scintilla. Avevamo una storia, un personaggio da seguire. E quindi abbiamo seguito questo personaggio, abbiamo super giù, siamo della stessa generazione, quindi abbiamo seguito questo personaggio e abbiamo scoperto un mondo, appunto, il mondo valdese. Perché? Perché attraverso la sua storia personale, gli incontri che lui ha avuto in tutto questo periodo con i suoi compagni, intanto abbiamo conosciuto il direttore del servizio cristiano di Riesi, Gianluca Fiusco, che tra l'altro è intervistato pure nel documentario, ma soprattutto ci ha dato dei repertori in Super 8 stupendi, veramente incredibili, girati da un valdese svizzero negli anni 60, che documentavano tutto, cioè con un grande occhio documentario, cioè lui ha fatto una documentazione sia della nascita e genesi del servizio cristiano quando è stato costruito, dalla scuola, dei bambini a scuola e dei bambini nel paese, e quindi ha documentato sia il servizio cristiano che il paese in quegli anni, e sono delle immagini straordinarie. Quando scopri un tesoro così grande in cui si vedono loro stessi, cioè Gustavo e i suoi compagni alla scuola elementare, e si vedono queste immagini nitidissime, bellissime, allora lì è scoccata la seconda scintilla, perché si poteva fare veramente un lavoro di ricostruzione storica, e sul lavoro di ricostruzione storica è venuto fuori un grande personaggio che raccontiamo parallelo a Gustavo, che è Tullio Vinai, che fu Tullio Vinai, grande intellettuale, pastore valdese, che prima aveva fondato la comunità valdese di Prali, dove appunto un centro praticamente filosofico-politico praticamente sulle montagne piemontesi, e poi decise di scendere in Sicilia e fondare questo centro in un luogo veramente difficile, nella profonda provincia siciliana di quegli anni, Riesi, città di miniere, dove De Seta era andato negli anni 50 appunto a fare il suo documentario sulla miniera di Trabbia Tallarita, quindi insomma, e poi c'è ritornato negli anni 70, insomma abbiamo ritrovato anche una parte che ho ritrovato una parte che mi apparteneva, perché Detour De Seta, insomma lavoro su De Seta, assolutamente, quindi è un territorio intriso di mafia, di tutto quello che sappiamo della Sicilia di quegli anni, e quindi è molto denso. E scoprire che al servizio cristiano negli anni 60, quando lo costruito, c'era l'acqua tutti i giorni, mentre in tutti i paesi della Sicilia arrivava una volta alla settimana, già questa te la dice lunga. Che storia. Facciamoci aiutare anche delle immagini a raccontare tutto questo. Ovviamente l'abbiamo detto, giovedì ci sarà questa anteprima, noi un'anteprima dell'anteprima la facciamo anche qui su Radio In con il trailer che guardiamo insieme in diretta streaming sulla pagina Facebook della radio, mentre in FM ascoltiamo San Giovanni con Farfalle. Questo ricordo di questi miei compagni di classe è una cosa che mi è comunque rimasta sempre, e così ho pensato, adesso è arrivato il momento di fare questo lavoro, di andare a trovare, di inventarmi questa storia, di sapere cosa sono diventati, cosa hanno fatto.
Salvo, Che immagini immagini. bellissime queste della scuola elementare, queste in Super 8, cioè penso avrete fatto un po' di color o erano proprio così native? Erano già abbastanza buone. Poi ho conosciuto un inventore che sta sulle colline di vicino Genova, Matteo Richetti, che praticamente ha costruito uno scanner con un algoritmo che pulisce poi la pellicola e non la fa degradare. Ed è incredibile il risultato perché ha pulito quelle piccole cose che c'erano. Insomma, sembrano girati ieri, Ma insomma. Ma è infatti, vero, Salvo, me E- ne aveva già parlato tempo fa il professor Ayala perché aveva fatto un documentario sulle miniere e aveva sì. mandato questo materiale a questo signore vedi? a Genova, tra Perché non lo l'altro anche con intervistiamo? costi, Sì. Salvo, contenuti. Dobbiamo tornare però Sì. anche in FM nel frattempo. Abbiamo visto delle immagini che ci hanno lasciati senza parole perché Salvo Cuccio ci aveva anticipato ovviamente di avere recuperato del materiale d'archivio che però lo guardi ed è perfetto, è wow, ci lascia a bocca aperta. Sì, sembra girato insomma ieri perché è stato ripulito bene, è stato fatto da questo signore che vive sulle colline vicino Genova, Matteo Richetti, che poi ha donato il suo lavoro proprio perché il tema era quello dei Valdesi, che in quel momento erano stati i primi a ospitare i migranti durante il periodo Salvini, quindi insomma c'è anche un lato politico in questa cosa qui. Per tornare invece al documentario in sé, alla storia di Gustavo, poi noi abbiamo seguito Gustavo un po' dappertutto e quindi anche siamo andati in Belgio a trovare un suo compagno, a Riesi, dappertutto, insomma. E da qui nasce anche quel sentimento che abbiamo noi siciliani, no? Cioè che l'isola che non è l'isola, insomma, chi si allontana poi vorrebbe tornare, chi rimane invece vorrebbe andare. E siamo sempre in movimento, quindi raccontiamo sempre la Sicilia in fondo, anche quando andiamo fuori. E nello stesso tempo siamo stati sia a Prali, che era il primo centro che aveva fondato, anzi, sempre insieme a Gustavo, a Prali, il primo centro che aveva fondato il pastore Vinai, che poi a Torre Pellice, che poi è il centro principale dei Valdesi in Italia, in Piemonte, insomma. Ma Salvo, ricordiamo anche l'architetto Ricci, che è il Eh, nonno di Elena Sofia Ricci, esatto. che è stato appunto uno dei fondatori di questo progetto del servizio Sì, cristiano. no, perché Tullio Vinai lo chiamò e fecero un progetto stupendo. Il luogo si chiama Monte degli Ulivi, Esatto. immaginate una collina con gli ulivi. E Ricci, che fu uno della scuola della bioarchitettura, disegnò gli edifici attorno agli ulivi senza tagliare nemmeno un albero. Quindi siamo davanti anche a qualcosa di molto all'avanguardia, insomma, in quegli anni. E tra l'altro abbiamo trovato un repertorio anche lì, da un'altra fonte, molto spappolato e tutto, ma che fa vedere Vinai e Ricci lì che con la piantina fatta da Ricci, con appunto che si raccontano questo progetto. Quindi il lavoro è molto documentato, è un lavoro di informazione storica importante, secondo me, e insomma lo potremo anche vedere su Netflix da aprile, Ecco. insomma. Stavo per chiederti proprio questo, perché abbiamo parlato dell'anteprima di giovedì al Cinema Rouge et Noir, però la domanda sorge spontanea, dove lo possiamo vedere? Ma su Netflix? Quindi Sì, per distribuito? 5 anni, Hai firmato un per contratto per 5 anni. 18 lingue, quindi insomma è un Quante risultato lingue? grandissimo. 18. 5 anni in 18 lingue sottotitoli, insomma, quindi abbastanza una grande diffusione. Senti, Tra l'altro, distribuzione 18 lingue come sottotitoli, ma distribuito in Italia o anche già fatto accordi per altri paesi? negli altri paesi europei, insomma. Ok, perché sappiamo che sono tutti canali Sì. differenti, quindi non è così scontato. Senti Salvo, Sì. oltre ad avere ricordato che saluto affettuosamente Gaetano Pennino, mi va anche di salutare il presidente della Fondazione Centro Culturale Valdese, il pastore Peter Ciaccio, che ha lasciato un po' a malincuore Palermo per andare, credo, a Trieste, e che sicuramente per la tua prima giovedì lo troverò. Tra l'altro è un grandissimo esperto di cinema, Ciaccio. Ha scritto un libro su cinema e Bibbia.
Sì, e infatti Peter verrà lui Non da avevo dubbi. Trieste, non poteva mancare, verrà Esatto. Gustavo Labiso da Karlsruhe, ci sarà un contributo registrato di Gianluca Fiusco e poi noi in sala, insomma una cosa breve per comunque concisa per poi fare vedere il documentario. E quindi volevo aggiungere tra l'altro che ci sono altre due date che Mm, riguardano i miei e che perché poi ve lo anticipo, insomma, martedì poi 29 c'è un altro documentario che si intitola La lezione di Oscar, che è Oscar Ghiglia, che è stato l'erede, diciamo, principale di Segovia, l'allievo prediletto, già 82 anni, abbiamo fatto questo lavoro col Conservatorio alla Chigiana di Siena e anche questo va su Netflix, insieme al documentario su Frank Zappa e al documentario su Ballarò con gli artisti, con Alessandro Bazan e gli altri, che abbiamo girato, un instant movie che abbiamo girato 3 anni fa. E invece il 31, e così vi faccio confondere le idee ancora di No, più, eh. vai, vai. il 31 ci sarà la proiezione della Zona Rossa e questo lavoro che ho fatto sul lockdown, un film di creazione Come di no? suono e immagine che ho fatto, dedicato tra l'altro a un grande amico che purtroppo non c'è più per colpa del Covid, che è Lelio Ah. Giannetto. Lelio Giannetto, E comunque che salutiamo non volevo spaziare nel suo troppo, ma ho ricordo. spaziato come No, solito. cioè, ti avevo un attimino lasciato, cioè... Sì. Poi tu No, no, ma dici Qualcosina l'hai ritroviamo, poi tu fatta. dici ogni tanto ritroviamo gli stessi ospiti e non stanno fermi. Beh. Come facciamo a stare, cioè facciamo fatica a stare dietro. Tra l'altro il film lo avevamo presentato, questo sul lockdown, e quindi ci fa molto piacere che Salvo appunto lo ricordi e che inviti le persone ad andarlo a guardare al cinema. Salvo, quali altre 250 milioni di cose stai facendo al momento? Adesso Cioè, magari stiamo non dircele proprio tutte, ma un paio? Ci sono un paio di cose che stiamo producendo adesso, che stiamo realizzando, che ci apprestiamo, però volevo dirvi che tra l'altro, oltre al documentario, il centro di documentazione alla fine ha prodotto anche il libro di Gustavo Labiso, Oh. che è curato dal centro e che quindi insomma è un altro risultato che Bello. poi è un personaggio principale del documentario che poi ha avuto anche questa opportunità da parte della regione, del centro di documentazione, della produzione proprio effettiva del libro, che è anche abbastanza bello. Insomma, ci sono dei bellissimi contributi anche di scrittura, non solo fotografici, insomma. E poi la cosa bella è che ho conosciuto, come accade in tutti i documentari, no? Ivan lo sa, questo lavoro è fatto di queste cose qua. Cioè, io cito sempre il titolo di un libro, Incontri con uomini straordinari. Intanto ho voi come uomini, donne straordinari in studio. Grazie. Grazie, meraviglia. E quindi il documentario poi alla fine è sempre un incontro con uomini straordinari, anche non uomini straordinari di potere no, uomini straordinari dell'umanità. E penso che i documentaristi, io non sono un documentarista, sono un ricercatore di immagini, quello che volete, ma i veri documentaristi hanno questo desiderio, no? Di entrare in empatia con i propri personaggi, e il cinema del reale oggi, sia in Italia che all'estero, ha dato grandi autori che lavorano proprio sull'empatia con È i vero. personaggi, al punto che diventano dei film come se fossero dei film di finzione a volte, invece sono storie vere. E naturalmente lì c'è una parte di costruzione sempre, perché per raccontare una storia vera comunque hai bisogno di costruirla, insomma, in qualche modo. E in questo caso il personaggio che abbiamo seguito è quello di Gustavo Labiso e di tutto quello che è il mondo che poi tra l'altro Gustavo, perché poi questa connessione con Vinai, mi sto ricordando, e poi è anche perché i suoi genitori erano tra i più stretti collaboratori di Vinai. Probabilmente fu lo stesso papà di Gustavo, Rocco Alabiso, a consigliare o comunque a mettere una pulce in testa a Vinai su Riesi, perché lui era di Riesi, perché mi sono sempre chiesto come va a finire Riesi, come conosce Riesi. Certo. C'era Rocco Alabiso che era di Riesi, quindi, e poi a Riesi c'era già una grande comunità valdese, insomma, fu anche una repubblica socialista per 2 giorni all'inizio del secolo, cioè
sono delle tante storie. storie pazzesche, le scopriremo appunto vedendo Questo giovedì questo film, o aspettando poi, cioè andando giovedì e poi rivedendolo quando sarà su Netflix dal prossimo mese. Salvo Cuccia, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, siete sempre gentilissimi. Ciao. A presto. Te lo meriti, grazie Salvo. Ciao. Buona radio. Grazie. Sì, anche buona pubblicità, perché è quella che sta arrivando adesso. Ciao.